Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, oggi torniamo ad occuparci di una bella, interessante iniziativa che lo scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo. Parliamo del premio oleario di San Vincenzo La Costa. San Vincenzo La Costa è un comune di oltre 2000 abitanti alle porte di Cosenza. Ebbene, l'anno scorso questo premio ha, dicevamo, ottenuto ampi consensi, sono stati oltre 60 i produttori che hanno partecipato e quest'anno si riparte, manca davvero poco. A gennaio ci sarà la seconda edizione. Allora, oggi ne parliamo insieme al nostro Nino Iannotta, bentornato. Grazie, buongiorno. Insieme al sindaco di San Vincenzo La Costa, Gregorio Iannotta, anche lei benvenuto e quindi adesso ci dirà anche le novità, come si articolerà quest'anno il premio. Siamo insieme al project manager del premio oleario di San Vincenzo La Costa, l'ingegner Francesco De Rango. Bentornato anche a lei. Grazie. E non è la prima volta che viene nei nostri studi, ci darà come sempre preziosi consigli. Allora, iniziamo dalla produzione, dottore Iannotta, perché quest'anno certo ci sarà questa bella iniziativa, ma ahimè per il nostro territorio la produzione quest'anno non sarà come quella dell'anno scorso. Perché? Che cosa è successo? Sì, purtroppo quest'anno dobbiamo registrare una fortissima contrazione dell'entità della produzione olivicola in tutto il territorio nell'ambito della media valle del Crati, dove naturalmente alberga anche il comune di San Vincenzo La Costa. Quindi c'è stata questa riduzione dovuta a eventi climatici particolari che quest'anno si sono verificati. Soprattutto le piogge e le umidità estive hanno permesso lo sviluppo di alcuni nocivi parassiti, tra cui la famigerata mosca dell'olive, che ha fatto cadere giù tutte le olive, ha creato una cascola, parassitaria, anziché fare una cascola naturale, e poi anche per altri eventi sempre meteorici avversi. C'è stato un periodo di tempo nel mese di settembre dove le poche olive che erano rimaste sulle piante sono state colpite dalla grandine. E quindi là si è verificata una rottura dell'epidermide dei frutti, per cui si sono insediati frutti, funghi, batteri, parassiti di carattere vegetale, che hanno mummificato queste olive che poi alla fine sono venute giù per terra. Quindi l'insieme di tutte queste condizioni che si sono verificate hanno creato questa contrazione. Ancora più sentita perché l'anno scorso avevamo avuto un'ottima produzione sia dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo l'anno scorso, perché avevamo avuto altissime temperature durante l'estate e le alte temperature ostacolano i cicli biologici dei parassiti e quindi come tale le olive rimangono sane, e per fare un buon olio si deve sempre partire da olive sane. Ecco. Perché poi noi abbiamo sempre parlato dei vari processi, poi dalla raccolta, insomma, la trasformazione, però se non c'è la materia prima, no? Cioè se l'olivo purtroppo viene attaccato dai parassiti, anche i produttori sono, non possono combattere, no? In questo... Sì, esattamente, ma infatti questo ha creato anche un po' di preoccupazione nel sindaco e nell'amministrazione comunale, i quali si sono più volte chiesti se fosse il caso o meno di continuare questo premio anche quest'anno, ma ovviamente il premio sta al di sopra delle contingenze piccole, la produzione, non produzione, e il premio è un'istituzione grande che ha anche grandi ambizioni e quindi intanto ha avuto la brillante idea di estendere la partecipazione non solo alle aziende comunali, comunque territoriali, ma a tutto il territorio regionale. Poi
ce lo Ce lo dirà spiegheranno, adesso diciamo, il sindaco, è sarebbe stato anche un Rango. peccato, no, stoppare, Sì. no, questa iniziativa che, come dicevamo, ha ottenuto un grande successo lo certo. scorso anno. Insomma, collaborano, vero sindaco, a questa iniziativa anche degli esperti, no, che possono dare delle giuste indicazioni per migliorare sempre di più, insomma, questo premio. Altrimenti non sarebbe possibile organizzarle. Ringrazio il dottore Iannotta, il dottore Maiocchi, l'Olivicola Cosentina, l'ingegnere De Rango per il supporto e l'aiuto che ci danno e che ci consente di avere queste alte ambizioni per il futuro. Insomma, quest'anno c'era questo ostacolo, insomma, la produzione non era come quella dello scorso anno, però l'amministrazione comunale non si è arresa, quindi ha girato, diciamo, l'ostacolo. Certamente, perché già l'anno scorso, all'esito della prima edizione, che è stato veramente un successo, una grande soddisfazione per tutti noi, avevamo detto che l'idea era quella di progredire, di istituzionalizzare il premio Oleario e di fare in modo che diventi poi un punto di riferimento. Quest'anno il passaggio è portarlo a livello regionale grazie al supporto degli esperti e in futuro anche a livello nazionale. Quindi insomma San Vincenzo La Costa vuole ritagliarsi questo ruolo in questa produzione assolutamente importante e che è valorizzata costantemente in questa trasmissione. Quindi. Voi puntate molto sull'agricoltura come amministrazione comunale, abbiamo detto poco più di 2000 abitanti, 2200 abitanti, c'è una caratteristica proprio morfologica, no, del territorio. Lo scorso anno, abbiamo detto, hanno partecipato solo del territorio di San Vincenzo La Costa oltre 60 produttori. Questo significa che davvero c'è un attaccamento, no, alle proprie tradizioni, alle proprie radici, e da qui si deve pensare, partire per programmare poi il futuro, lo sviluppo. Si parla sempre di recuperare gli antichi borghi, di recuperare le tradizioni del territorio. Ecco, voi lo state facendo, cercate di farlo. Cerchiamo di farlo costantemente, perché un'amministrazione comunale si occupa di agricoltura e stimola l'agricoltura, perché bisogna analizzare anche le risorse e le possibilità di sviluppo del posto. San Vincenzo La Costa è un paese molto carino, ben posizionato, alle porte di Cosenza, nell'area urbana, per cui non ha avuto il problema dello spopolamento, anzi è in crescita, il numero dei residenti è in crescita, quindi ha una posizione molto positiva. L'agricoltura è lo sviluppo economico sul quale noi possiamo puntare, anche perché proprio perché alle porte della città, proprio perché in un contesto positivo, a 20 minuti dal mare, a 20 minuti dalla Sila, nella Valle del Crati, può aspirare ad essere anche ad avere un ruolo anche in quello che è definito il turismo lento, il turismo sostenibile, quello che va tanto di moda in questo periodo, il turismo di chi va in un luogo e vuole acquisirne le tradizioni, gli usi e anche possibilmente passare un fine settimana di vita sano, mangiando bene, in un contesto autentico. Questa è una cosa che sta crescendo molto a livello nazionale e internazionale, anzi devo dire la verità, favorito dall'uso di internet, dei mezzi di diffusione, per cui anche un piccolo paese come San Vincenzo può spingere su questo discorso. Se alla base c'è una programmazione a lungo termine. È chiaro che da un premio Oleario che abbiamo voluto fare l'anno scorso nasce poi tutta una concentrazione sul tema. Noi abbiamo presentato un progetto molto articolato alla Regione per il famoso bando borghi di cui si è parlato molto, e l'idea è quella di arrivare a San Vincenzo Borgo dell'Olio, che sarebbe un unicum nel sud Italia, perché l'unico riferimento che abbiamo, e il dottore Iannotta ci sta aiutando anche in questo, è Trevi, in Umbria. Quindi l'idea è quella di avviare anche un confronto possibilmente con questa realtà dove è già avviato il progetto. San Vincenzo Borgo dell'Olio significa sviluppare la produzione, stimolare i produttori, recuperare un bellissimo palazzo storico del Cinquecento che dovrebbe diventare Casa dell'Olio, con la sala dove dovrebbero tenersi le future edizioni del premio Oleario, una sala panel, quindi abbiamo stipulato anche una convenzione con il CREA OFA con la quale porteremo avanti un'attività scientifica, e poi un'altra ala di questo palazzo che dovrebbe diventare l'albergo diffuso, perché è richiesto molto questo tipo di ricettività oggi. E quindi è articolato con un percorso museale all'aperto dove abbiamo immaginato tutta una serie di mosaici che ritraggono l'attività del mondo agricolo, in particolare quella dell'olio, e quindi è un'idea molto articolata sia da un punto di vista turistico, culturale e soprattutto economico, perché poi
Più parliamo di agricoltura, più stimoliamo i nostri produttori, che come ha detto giustamente lei sono molti, e più c'è la possibilità di creare economia reale poi sul territorio. Ecco, quindi quando si dice trattenere i giovani sul territorio bisogna creare anche le condizioni, no, affinché questi giovani possano rimanere. Un grande ritorno all'agricoltura c'è sotto gli occhi di tutti, perché oggi tutti ci rendiamo conto che l'agricoltura è una risorsa, c'è un ritorno all'attenzione al cibo, al biologico, ai prodotti di qualità, quindi oggi un giovane che vuole rimanere ha capito che può dedicarsi all'agricoltura, e l'agricoltura può essere un'attività molto interessante, redditizia, ma anche piena di soddisfazioni da altri punti di vista. Quindi c'è un grande ritorno, ne sentiamo parlare quotidianamente e secondo me personalmente è un valore aggiunto questo. Oggi è più difficile restare in Calabria che andare via a cercare altre soluzioni. Certo. Restare e dedicarsi al miglioramento del territorio è un qualcosa che noi giovani dobbiamo fare, secondo me. Certo, voi giovani sono legati, no? Un po' tutti siamo legati alla terra d'origine, quindi quando si creano le condizioni affinché si possa continuare a vivere, a lavorare sul proprio territorio, beh, è una crescita per tutti. Torniamo al premio, perché un altro giovane, l'ingegnere De Rango, che collabora attivamente proprio alla realizzazione del premio Leario di San Vincenzo La Costa, abbiamo detto diventa regionale, quindi ci saranno aziende produttori da tutta la Calabria che si sfideranno, diciamo così, una competizione sana e positiva che spinge sempre a migliorare poi, no? Ecco, le altre novità di questo premio, il nuovo regolamento cosa prevede? Sì, noi l'anno scorso, come dicevate prima, abbiamo avuto molti partecipanti ed essendo alla prima edizione abbiamo raccolto molti feedback e per l'organizzazione e soprattutto per la qualità degli oli e per l'animosità di tutti gli agricoltori che hanno partecipato. Per questo motivo abbiamo pensato che fosse più giusto, e per motivi legati alla produzione di quest'anno, ma soprattutto c'era l'obiettivo sin dall'inizio, di estendere il premio a tutto il territorio regionale. Perché riteniamo che, non lo so se a lei è mai capitato di parlare con qualsiasi agricoltore, ma anche con una famiglia che ha una piccola produzione, c'è l'orgoglio nella produzione dell'olio. E quindi riteniamo che estendere la partecipazione a tutti gli agricoltori calabresi o comunque a tutti coloro che tengono molto a ciò che fanno sia importante anche dal punto di vista etico, soprattutto dal punto di vista etico. È chiaro che abbiamo dovuto apportare tutta una serie di modifiche perché in primo luogo non ci aspettavamo una partecipazione numerosa come quella dello scorso anno. Era un tentativo, abbiamo avuto tempi ristretti, quindi comunque la risposta è stata rapida e soprattutto molto partecipato l'evento. Quest'anno abbiamo cambiato il regolamento con 3 macrocategorie, fruttato intenso, fruttato medio, fruttato leggero, e per ognuna delle categorie avremo 3 posizionamenti. Abbiamo aggiunto una 4ª categoria specifica del territorio perché riteniamo ci sia la possibilità ma anche il dovere di diciamo, individuare una tipicità specifica proprio per valorizzare e circoscrivere la produzione specifica del territorio. Quindi un premio dedicato ai produttori di San Vincenzo La Costa. In queste categorie, 3 macro categorie, ci sarà anche questo dedicato. Avremo una 4ª categoria specifica per il territorio. L'ulivo è una pianta molto particolare. Si continuano a fare degli studi che vanno avanti da moltissimi anni, da più di un ventennio, e addirittura alcuni risultati di studi che sono iniziati moltissimi anni fa sono venuti alla luce negli ultimi 2-3 anni, soprattutto per ciò che concerne per esempio la potatura e il portamento della pianta. Noi abbiamo avuto delle collaborazioni con il professor Pannelli proprio in questo ambito
il dottor Iannotta direttamente si è interessato della specificità degli studi, quindi è uno studio continuamente in divenire. Visto che la pianta è molto sensibile al territorio, noi riteniamo proprio che ai piedi delle serre ci siano delle condizioni tali da poter individuare una specificità. Quindi la quarta categoria è necessaria e soprattutto è validante da un punto di vista della ricerca, anche dell'incremento della performance nella coltivazione specifica della pianta. Con l'amministrazione e con l'olivicola stiamo partecipando a una fase di concertazione con la Regione Calabria nell'ambito dei bandi Living Lab e proprio per rendere maggiormente quantitativa l'analisi dei dati utilizzeremo della sensoristica specifica molto avanzata dell'Internet delle cose e la gestione di tutti i dati raccolti puntualmente e istantaneamente da questa massa di sensori sul territorio comunale, proprio per individuare che cosa succede realmente, istante per istante, all'interno degli uliveti del territorio di San Vincenzo La Costa. Questo è affiancato anche da una diversa intesa nella generazione, per esempio, dell'anonimato all'interno del premio Leario. L'anno scorso c'è stata la possibilità di gestire l'anonimato poiché io non avevo personalmente, io e alcuni dipendenti comunali che sono stati selezionati, non avevamo alcun rapporto e alcuna conoscenza del panel di esperti che ha esaminato i campioni. Quindi c'è stata la possibilità giustamente di preservare l'anonimato che oggettivamente nell'ambito di un premio Leario è la fase più delicata in assoluto. Quest'anno utilizzeremo un algoritmo di intelligenza artificiale che genererà dei codici grafico-numerici intellegibili ad occhio umano, o meglio ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, e poi lo stesso algoritmo a livello, cioè durante il premio, rigenererà diciamo, l'operazione inversa per la lettura dei codici. Sembra così difficile, ingegnere, per noi profani. In realtà noi non facciamo... In una parola sarebbe la tracciabilità, Ecco. Quindi la possibilità di poter rintracciare il prodotto all'origine attraverso l'uso delle tecnologie. Ecco, dicevamo, cioè la tecnologia è entrata proprio prepotentemente anche in questo nella produzione, anche in questo Agricoltura e innovazione. Diciamo. Infatti, cioè l'innovazione, ormai se non si parla di innovazione non si va da nessuna parte. Sì, No, poi nei riferimenti che faceva poc'anzi l'ingegnere De Rango, no? C'è anche un riferimento specifico dal punto di vista culturale all'agricoltura di precisione. C'è un'agricoltura molto ben indirizzata sia in termini generali sia in termini di quantità di prodotti impiegati, e questo è necessario per salvaguardare l'ambiente. Noi lo sappiamo che questo è uno dei temi fondamentali che riguarda l'agricoltura del domani, che l'agricoltura è, diciamo, la sezione sì che si occupa di sviluppo, si occupa di reddito, si occupa degli olivicoltori e quindi di farli stare bene anche dal punto di vista sociale, migliorando le loro condizioni e tutto, però poi abbiamo anche il problema della gestione dell'ambiente, e l'agricoltura, essendo diffusa su ampie superfici, è la prima attrice della salvaguardia ambientale. Allora ricorrere a un'agricoltura di precisione, quindi a usare le risorse idriche e anche le risorse chimiche, eccetera, eccetera, nel miglior modo possibile, è una cosa fondamentale. Poi per ambienti particolari come San Vincenzo, che sono collinari, quindi con basse incidenze di malattie, eccetera, sono condizioni ideali anche per l'agricoltura biologica, Ecco, che è quella, diciamo, istituzionalizzata a livello europeo per la salvaguardia ambientale. Quindi ecco, adesso... sono tutte quelle considerazioni che faceva poc'anzi l'ingegnere De Rango e che cerchiamo di renderle un pochino più comprensibile all'uditorio televisivo. Il Living Lab al quale faceva riferimento l'ingegnere De Rango è questo progetto che mutua un po' dall'esperienza anglosassone, mi pare, dove praticamente l'amministrazione comunale esprime dei fabbisogni e poi ci sono degli investitori privati
che richiedono il finanziamento per sperimentare un progetto che possa soddisfare quei fabbisogni. Questo in sintesi dovrebbe essere. Noi abbiamo partecipato come amministrazione comunale anche a questo, no? Cerchiamo di non farcene scappare nessuna, e supportati chiaramente dagli ingegneri di rango, e dovremo riuscire ad intercettare questo nostro fabbisogno di agricoltura di precisione, e possibilmente con operatori privati che dovrebbero sperimentare questa tecnologia. Speriamo che vada in porto anche questo, mi pare che a breve usciranno i bandi. A breve uscirà il bando, sì. Quindi speriamo anche che ci sia questa sensibilità, no, da parte anche Noi siamo sempre in fermento, quindi proviamo tutte le vie per portare sviluppo, poi vediamo quelle che riusciremo concretamente a portare a casa. Insomma. Quindi io volevo sapere anche se abbiamo visto che la tecnologia, dicevamo, è entrata prepotentemente nel premio, nella produzione. Ecco, tra i produttori c'è diffidenza verso la tecnologia oppure c'è questa apertura? Dunque, il discorso è leggermente complesso, nel senso che il problema è a livello di comunicazione, cioè se la tecnologia è in grado di dare qualcosa immediatamente consumabile all'agricoltore, e allora è bene accettata, diversamente ci sono delle difficoltà. Allora è chiaro che se uno va da un agricoltore, non so, parla di pressioni, diverse pressioni atmosferiche, dando tutta una serie di nomi scientifici specifici, è chiaro che l'agricoltore dice sì, vabbè, c'è stata bassa pressione, alta pressione, io che cosa me ne faccio? Giustamente. Certo. Se invece uno offre i dati raccolti da questa sensoristica con delle indicazioni specifiche a livello di coltivazione, allora è chiaro che la tecnologia è direttamente utilizzabile. Di questa fase di traduzione dei dati raccolti in indicazioni per la coltivazione, ovviamente se ne occuperà il dottor Iannotta con il suo staff e con Olivicola. Noi forniamo i dati, non ci occupiamo di coltivazioni, seguiamo ovviamente tutte quante le loro indicazioni. È chiaro che l'agricoltore ogni volta che vede la differenza in modo tangibile fa un salto in avanti che nell'industria per esempio non esiste. Perché nell'ambito del settore industriale ogni volta che c'è una nuova tecnologia non c'è diffidenza, ma c'è un problema di economicità. Allora, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, ripartiremo da qui perché, come giustamente diceva, è un discorso un po' complesso, quindi dobbiamo svilupparlo al meglio. Torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare del premio Oleario San Vincenzo Lacosta. Vi ricordo in studio c'è il sindaco Gregorio Iannotta, Nino Iannotta, e noi stavamo parlando con l'ingegnere De Rango della innovazione, no, dell'apertura dei produttori verso questi suggerimenti che arrivano dall'innovazione. Quindi lei diceva c'è una differenza, prima di andare in pubblicità, tra l'industria e il produttore, così, è il comparto agricolo. Allora riprendiamo da qui. Sì, c'è una grossa differenza perché quando la tecnologia arriva a livello industriale gli investimenti sono onerosi, ma c'è un problema anche di avanzamento relativo al prodotto, cioè l'investimento deve andare pari passo con il prodotto, quindi ci deve essere innovazione nel prodotto dal punto di vista del marketing, dell'immagine, dei contenuti. Nell'agricoltura è diverso perché i prodotti sono quelli che la natura ci offre da migliaia di anni, quindi non è necessaria una trasformazione del prodotto e della percezione del prodotto. Questo che cosa implica? Implica che i risultati sono immediatamente tangibili in ambito agricolo, a livello produttivo, a livello di qualità del prodotto, a livello di quantità del prodotto, e quindi sono immediatamente spendibili dall'agricoltore, soprattutto sotto il profilo economico.
Quindi è chiaro che questo i miglioramenti è determinante. che vengono dalla tecnologia si vedono subito, Si quindi vedono l'agricoltore lo vede subito. L'agricoltore lo vede subito, per lui è una cosa tangibile, è una cosa immediata. È chiaro che noi non stiamo parlando di agricoltura industriale, noi non stiamo parlando, non so, di olivicoltura superintensiva, per intenderci un'agricoltura che noi consideriamo molto difficile per una serie di motivi e soprattutto un'agricoltura che mutua, per esempio dall'ambito vitivinicolo, delle macchine enormi che richiedono non solo una particolare conformazione geomorfologica del territorio, quindi parliamo di basse pendenze, quindi di pianure sterminate, eccetera, ma richiedono anche forti investimenti. Nell'ambito dell'agricoltura calabrese parlare di questo tipo di tecnologie, questo tipo di investimenti, ma anche all'interno dello stesso territorio nazionale, diventa complesso e soprattutto sono colture che sono difficilmente gestibili anche a livello di danni all'ambiente. Noi siamo attaccati al territorio, vogliamo preservarlo, abbiamo un'identità a livello paesaggistico, quindi è chiaro che un'agricoltura concepita a livello industriale per noi è un'agricoltura complessa. Un'agricoltura invece tecnologica è un'agricoltura che preserva i contenuti del territorio e preserva anche la salubrità, la tipicità delle colture, la peculiarità dei luoghi. Insomma, per noi questi sono valori molto importanti. Sicuramente abbiamo delle difficoltà, ma le difficoltà sono legate al fatto che in passato non c'è stata molta comunicazione tra i vari settori. C'è stato un momento, soprattutto a cavallo degli anni 90, in cui c'è stata discontinuità. Adesso invece diciamo, è diventato tutto più semplice e a dire la verità è diventato tutto più economico. Molti anni fa non avremmo potuto parlare di agricoltura di precisione, perché per esempio i microcontrollori che negli anni 90 costavano intorno ai 1,5 milioni di lire, quindi parliamo di 1.500 euro di adesso, lei li può comprare su Amazon a $15. Cioè parliamo di 15 euro, c'è stata una riduzione importante dei costi. Anche perché noi parliamo non di grandi produttori, cioè non hanno neanche la forza economica poi per sostenere questi costi, perché già devono combattere. E anche le dimensioni sono ridotte. L'azienda media olivicola in Calabria è di 1 ettaro, quindi c'è una frammentazione fondiaria che non permette, diciamo, questi grossi investimenti perché... Probabilmente proprio per questo è interessante il discorso anche turistico e enogastronomico, perché l'ingegnere De Rangoli diceva giustamente ci sta a cuore il paesaggio, un paesaggio che è variegato, un paesaggio bello da vedere e difficile da coltivare, quindi dobbiamo puntare anche sulla valorizzazione della bellezza. Io lo dico sempre anche ai miei amici, quando scendo da San Vincenzo a Cosenza dove ho lo studio, resto ogni giorno affascinato dal paesaggio che abbiamo. Ecco, dobbiamo imparare a valorizzare anche questo, per questo ci sta così a cuore. La Toscana ha fatto del paesaggio un brand da 50 anni a questa parte, anche l'Umbria. Noi forse non lo abbiamo ancora capito appieno, il nostro paesaggio è meraviglioso, è frammentato, è ancora puro, ancora possiamo lavorare molto su questo aspetto. E quindi va tutelato, salvaguardato anche attraverso queste tecniche che si utilizzano per l'agricoltura, no? Perché noi non andiamo a stravolgere il paesaggio, ma anzi andiamo a tutelare quello che c'è. Esattamente. Sì. Sono preparata. Sì, effettivamente devo dire di sì. No, fra l'altro questi discorsi che stiamo facendo, no, offrono anche la possibilità di puntualizzare altri aspetti, per esempio questo della frammentazione fondiaria e questo della difficoltà di trovare investimenti congrui rispetto alle superfici che sono ridotte. La panacea sta nell'associazionismo, nello stare insieme. Questa è una politica anche che la politica agricola comunitaria stimola molto, anche in forme dirette, diciamo attraverso contribuzioni, cose eccetera, e che è quella che è alla base di questi progetti comunali.
Poc'anzi il sindaco faceva riferimento all'unico comune oggi esistente come città dell'olio, che è Trevi, in provincia di Perugia, dove è nata una cooperativa di cui fanno parte tutti i produttori del comune di Trevi, che conferiscono il loro prodotto a un'unica unità industriale dove avviene la trasformazione, l'imbottigliamento, il confezionamento, la distribuzione. Non distribuiscono nulla attraverso la grande distribuzione perché non vogliono competere sul piano dei prezzi, vogliono competere solo sul piano della qualità e quindi vanno alla ricerca del valore aggiunto. Ecco, diciamo, questo modello di Trevi, che io conosco bene e che è stato anche argomento di una nostra trasmissione, sarà la cornice entro cui il sindaco si muoverà per costruire qualcosa di simile su San Vincenzo la Costa. Sarebbe la miglior cosa possibile per tutto il Mezzogiorno d'Italia, dove non esiste una realtà di questo genere e dove effettivamente si potrebbero conseguire gli obiettivi fondamentali, che non sono solo legati allo sviluppo agricolo, in questo caso olivicolo, ma anche allo sviluppo sociale, allo sviluppo culturale, allo sviluppo turistico. Perché, come dicevamo prima, il turista che viene dall'Italia e anche non dall'Italia vuole andare a scoprire il territorio nella sua globalità, nella sua interezza. E quindi, diciamo, su questi il cibo la fa da leone, quindi tutti i prodotti enogastronomici, eccetera, eccetera, in primo luogo l'olio. E su questo vorrei fare un'altra breve puntualizzazione sull'olio che si produce a San Vincenzo. Io per 40 anni ho fatto il ricercatore, quindi diciamo, ho studiato a lungo, diciamo, le caratteristiche. Uno dei massimi esperti lo riconosciamo, il dottore Iannotta. Quindi. Va bene, diciamo, quindi in questi studi è stato più volte dimostrato, più volte visto, che per esempio tutta la componente salutistica dell'olio prodotto a San Vincenzo è una componente nettamente diversa e anche migliorativa rispetto agli altri oli pur prodotti con la stessa cultivar in altri ambienti, quindi a parità di condizioni genetiche, quindi la carolee, eccetera, magari prodotti in altri punti, non presentano queste caratteristiche. Mi riferisco alla quantità di biofenoli particolarmente elevate, mi riferisco alla presenza delle vitamine, soprattutto vitamina A, vitamina D e vitamina K, che sono presenti in maniera preponderante. E poi mi riferisco anche alla componente lipidica dell'olio, dove ci sono dei grassi insaturi particolari, oltre all'acido oleico, che su quello di San Vincenzo è superiore al 70%, cammina intorno al 73-74%. Ci sono anche altri acidi grassi insaturi, quelli che noi conosciamo comunemente come omega 3, come omega 6, che adesso sono diventati anche integratori alimentari. Noi andiamo integratori e noi abbiamo loro. Andiamo nelle farmacie, andiamo a comprare le pilloline di omega 3 e di omega 6, quando noi invece possiamo tranquillamente ricorrere ai prodotti naturali come per esempio l'olio d'oliva, eccetera. Questo anche alla luce delle più recenti ricerche di carattere medico e farmaceutico, che hanno messo in evidenza come queste sostanze, oltre a creare benessere, sono anche fattori di prevenzione rispetto alle patologie. Mi riferisco alle patologie più importanti, non solo a quelle cardiovascolari riconosciute già da molti decenni, ma anche alle patologie più recentemente studiate, quali per esempio alcuni tipi di neoplasia, le malattie neurodegenerative, oltre naturalmente agli antinfiammatori, l'ibuprofene per esempio, che è la base di parecchie medicine antinfiammatorie, antidolorifiche, eccetera, è contenuto tranquillamente nell'olio d'oliva. Quindi, diciamo, c'è questa componente salutistica che ne fa una peculiarità particolare e questo penso potrà essere il binario maggiore di sviluppo per questo progetto che il sindaco, l'avvocato Iannotta, sta portando avanti, insieme naturalmente alle bellezze culturali, alle bellezze architettoniche, storiche presenti nel comune, che praticamente veicoleranno questi turisti, almeno lo speriamo, anche perché nel comune di San Vincenzo la Costa c'è anche un'ottima tradizione enogastronomica, ci sono delle condizioni particolari, per cui diciamo, l'avventore, il turista che venisse a San Vincenzo scoprirebbe, diciamo, tutti un mondo di questo che apprezzerebbe ancora di più se
insieme alle caratteristiche sensoriali, quindi di qualità organolettica, trovasse anche, diciamo, quelle salutistiche e quelle del benessere. Quindi non ci si inventa nulla, nel senso, Sindaco, non è che si vanno a fare voli pindarici per diciamo, incentivare lo sviluppo del territorio, proprio si parte da quello che c'è sul territorio e si cerca di sfruttarlo, tra virgolette, al meglio. Chiaramente l'errore che è stato fatto in passato è che si pretendeva in tutti i piccoli centri di farli diventare grandi città, certo. Ne sono esempio i piani regolatori, oggi PSC, che pretendevano una speculazione edilizia enorme. Oggi si va esattamente al contrario, valorizzare quello che c'è, preservare quello che c'è. Consumo di suolo zero, ne sentiamo parlare spesso per esempio. Si deve valorizzare il paesaggio che abbiamo, il prodotto di qualità che, mi conforta quello che ha detto il dottore Iannotta poc'anzi, abbiamo, perché evidentemente se spingiamo molto sull'olio d'oliva è perché l'olio d'oliva di San Vincenzo ha delle caratteristiche ottime sulle quali si può lavorare. E quindi partendo dalle nostre tradizioni enogastronomiche, dalle bellezze anche storiche che abbiamo. San Vincenzo è caratterizzato da 3 piccoli centri, ognuno differente e però ognuno con un motivo di attrazione particolare, perché Gesuiti è montagna, per cui rileva la castagna, un'agricoltura più legata al territorio di montagna, e dove stiamo immaginando dei sentieri, dei percorsi per valorizzare anche il turismo delle passeggiate, del trekking. E San Vincenzo, che è al centro, che è caratterizzato da una forte presenza agricola, quindi l'olivicoltura soprattutto a San Vincenzo, e San Sisto dei Valdesi, che ha tutta una storia molto interessante sulla presenza dei Valdesi, dove abbiamo ben 2 musei, un palazzo storico del comune, che l'anno scorso è stato sede del Premio Leario e quest'anno sarà sede del Premio Leario, all'interno del quale abbiamo ospitato tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio. L'anno scorso è stata anche carina come evento, è stato interessante perché oltre al convegno e al premio c'era nelle varie sale di questo palazzo una serie di esposizioni che hanno curato i nostri ristoratori, molto garbata, molto di qualità, insomma, quindi anche questo c'è già, dobbiamo solo lavorare insieme, come diceva prima il dottore Iannotta, e cercare di lanciare i prodotti nel migliore dei modi. Mettere a regime, quindi cercare di... Posso fare un piccolo inciso per dire che qualcuno di questi prodotti presentati l'anno scorso al Premio Leario a San Sisto, quindi prodotti enogastronomici autoctoni del luogo, sono stati proprio da noi nell'ambito di una trasmissione televisiva che abbiamo fatto a Treviso. Li abbiamo portati a Treviso, dove hanno avuto un grandissimo successo, quindi proprio nella zona a denominazione d'origine del Prosecco, quindi abbiamo fatto questo connubio olio e vino Prosecco, però ovviamente poi estesa anche ai salumi, ai formaggi, eccetera. E quest'anno in gennaio avremo una prima delegazione turistica veneta da Treviso che verrà a San Vincenzo la Costa, dove già sono state, per la precisione, alla Locanda del Greco l'anno scorso, e riverranno per ripercorrere nuovamente questi percorsi del gusto e quindi alla scoperta dell'enogastronomia locale, nella fattispecie dell'enogastronomia sanvincenzense. Certo. Anche perché dal olio d'oliva protagonista, perché la produzione maggiore è quella qualitativamente più riconoscibile, ma lanciando il prodotto dovrebbero beneficiarne anche tutte le altre tipicità che abbiamo. Certo, perché l'olio, quello di qualità, esalta, no? Gli altri non li copre, non esalta semplicemente. Sì, poi una persona che si avvicina a questo mondo ha la possibilità di scoprire anche tutto il resto, questo è l'auspicio. Noi siamo stati proprio domenica 2 dicembre a Paola per fare un gemellaggio, che è stata una cosa molto importante anche per l'importanza della città di Paola. Il gemellaggio verteva su figure religiose, noi abbiamo il padre Bernardo Maria Crausi, che è una figura importante per la comunità di San Vincenzo, che era dell'ordine dei minimi e sepolto a Paola. Sulla base di questo abbiamo avuto modo di parlare anche in quell'occasione di San Vincenzo, di esportare le nostre eccellenze, e abbiamo anche lì fatto una bellissima esposizione di prodotti tipici, tra cui il principe è stato l'olio, anche in quell'occasione.
Quindi immagino anche con la città di Trevi di poter instaurare uno scambio di questo tipo in modo tale che potremo acquisire anche quanto di positivo può risultare da quell'esperienza, certo, e importarlo da noi possibilmente. Certo. Torniamo allora, ingegnere De Rango, su questa nuova edizione del premio Leario. Abbiamo detto ormai è tutto pronto, manca pochissimo, a gennaio, quindi ci siamo. Allora cominciano ad arrivare le adesioni, come ci si sta muovendo in questo periodo? Perché... Allora, noi ancora abbiamo preparato tutto quanto, nel senso che abbiamo già il disciplinare, come le dicevo, c'è già l'algoritmo di intelligenza artificiale, o meglio c'è già il programma che gestirà l'anonimato dei partecipanti, e stiamo aspettando il momento giusto per effettuare il lancio, che sarà in questi giorni, e stiamo anche aspettando perché vorremmo modificare leggermente il sistema di premiazione. Quindi diciamo che nei tempi ci siamo, perché la presentazione nei media partirà esattamente un mese prima, siamo già pronti sui social, il marchio lo avevamo già, stiamo effettuando il deposito, perché è giusto ovviamente che venga depositato in tutti i modi richiesti per tutelare la paternità dell'idea, e ripeto, siamo lì per lanciare il premio. La comunicazione quest'anno avverrà in modo differente, perché l'anno scorso, per la natura del premio, proprio per la tipicità, per il fatto che volessimo legarla direttamente al territorio, abbiamo usato, diciamo, il passaparola soltanto un social media, soltanto Facebook. Quest'anno invece avremo un utilizzo più intenso soprattutto delle associazioni di categoria. L'OP avrà un intervento diretto in questo senso con tutti diciamo, gli attori coinvolti specifici del comparto, perché intendiamo sicuramente aprirci alla regione, ma anche incrementare notevolmente la performance. Quindi abbiamo una penetrazione diversa. Ovviamente cercheremo anche di avere maggiore pubblico, ma per questo, diciamo, opereremo meglio in futuro, perché la location ovviamente ha la limitatezza, quindi molto probabilmente per il pubblico apriremo a un pubblico ridotto, proprio per problemi di infrastruttura. Negli anni successivi contiamo sempre con l'amministrazione di incrementare le possibilità in questo senso. In merito al discorso che facevamo prima riguardo le potenzialità delle colture sul territorio, io ci tengo a dire una cosa specifica del Living Lab. Noi abbiamo inteso stringere una partnership e con l'olivicolo e con l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale ha una posizione di apertura molto particolare. Cioè noi installeremo sul territorio comunale dei dispositivi che genereranno una rete wifi, diciamo, simile a quella domestica, però su tutto il territorio. Questo tipo di rete potrà essere utilizzata non soltanto per i sensori legati direttamente al comparto agricolo, ma anche per tutta una serie di altre attività legate e all'internet delle cose e alla multimedialità, proprio per poter usufruire meglio del territorio. Quindi quello che facciamo oggi è mettere, diciamo, cominciare a costruire l'ossatura di un sistema intelligente di integrazione di tutto il territorio. Senza la disponibilità dell'OP e senza l'apertura dell'amministrazione comunale questo non sarebbe stato possibile. Insomma, è una situazione ideale per poter operare. Bene, insomma, noi siamo in chiusura, però mi pare di capire che insomma, il premio quest'anno avrà una platea più ampia, ma il Comune di San Vincenzo La Costa, legato alle tradizioni, all'agricoltura, diventa anche ipertecnologico. Quindi... chiaramente sono tutti auspici, noi stiamo spingendo molto come amministrazione.
sì, siamo molto aperti, ringrazio l'ingegnere De Rango perché evidentemente apprezza questo aspetto, ma soprattutto perché cerchiamo di avvalerci di tutte le competenze, Certo. siamo aperti anche in questo senso, insomma, chiunque voglia contribuire alla crescita del nostro territorio noi siamo ben contenti di avviare una collaborazione. Noi diciamo sempre la rete è quello che insomma fa la differenza poi, no? Perché se uno agisce da solo non va da nessuna parte, se invece più professionalità si mettono insieme allora si può davvero fare qualcosa di grande, di positivo. E tutto è possibile per un'amministrazione comunale quando c'è una bella amministrazione comunale, un bel gioco di squadre. Io ringrazio sempre i miei assessori, i miei consiglieri che sono veramente impegnati ogni giorno per il lavoro, per il bene del comune. Bene, io vi ringrazio, siamo in chiusura, dottore Iannotta, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo conosciuto meglio quest'angolo di Calabria, uno dei territori che veramente merita di essere conosciuto. E chiudiamolo con un ulteriore auspicio, speriamo che l'anno 21 questo premio che oggi è diventato maggiorenne regionale potrà diventare nazionale. Perfetto. Con lo sfondo futuro addirittura di diventare internazionale. Le basi ci sono. Bisognerà insomma vedere in futuro. Questo è l'auspicio, grazie davvero al dottore Nino Iannotta, grazie al sindaco Gregorio Iannotta, grazie all'ingegnere De Rango e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.